Vis-à-vis con Achille Variati del Partito Democratico per dare uno sguardo attento, critico sul prossimo futuro, sull'orizzonte politico italiano e sul governo rosso-giallo. Ma è un governo, diciamo, coraggioso per i due movimenti, perché si giocano molto, sia il Partito Democratico sia 5 Stelle, perché o questo che nasce è un governo vero, che risponde ai problemi veri dell'Italia e anche del Nord, anche del Veneto, oppure queste due forze si giocano tutto, se sarà un fallimento sarà terribile. Eppure nel Partito Democratico c'è chi ha sbattuto la porta e se n'è andato, qualcuno che lei conosce bene, Carlo Calenda. Sì, io non sono mai d'accordo con chi sbatte la porta e se ne va, mantenendo le poltrone. Lei è entrato nel Totogoverno, si parla di un posto per lei come sottosegretario. Quali sono le condizioni per cui lei potrebbe accettare? Guardi, io ho una lunga esperienza, maturata nel territorio, maturata in regione. Penso di poter dire la mia su molte questioni anche relative all'autonomia. A Roma mi conoscono, sono qua, se mi chiamano posso essere disponibile in un governo di prospettiva, in un governo serio, altrimenti non c'è problema. Lei dice posso dire la mia sull'autonomia, ma ci sarà un ministero per le autonomie come è stato quello di Erika Stefani? Ci sarà posto per l'autonomia nel prossimo governo? Guardi, sarebbe un errore terribile se il nuovo governo non affrontasse anche il tema dell'autonomia, anzi lo deve affrontare e risolvere per fare quello che il governo passato non è riuscito a fare.